Buongiorno, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Siamo a Portoviro alla presentazione del candidato sindaco Stefano Permunian e ho qui il piacere di incontrare l'assessore regionale già sindaco di Portoviro, Valeria Mantovan. Buongiorno, che ci racconta di questa candidatura? Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di presentare il candidato sostenuto dall'intera coalizione di centrodestra, Stefano Permunian, una figura che riteniamo assolutamente meritevole sia per il suo curriculum professionale, avendo per 41 anni servito l'Arma, ma avendo ricoperto anche ruoli di assoluta importanza, come ad esempio all'interno della Polizia Scientifica, ma è anche l'attuale Presidente del Consiglio, quindi ha già un'esperienza amministrativa. Stefano Permunian è una persona assolutamente seria che potrà mettere a disposizione la sua professionalità, la sua serietà e le sue competenze a favore della città. Portoviro è una città che merita di continuare a crescere. Oggi stiamo assistendo a qualche fenomeno di criminalità, microcriminalità legata anche a un'immigrazione irregolare, e io credo che, senza fare allarmismo, che Stefano Permunian possa essere la figura che, con il ruolo che ha ricoperto nella vita, possa dare una soluzione reale a questi problemi, perché è una città senza sicurezza, è una città che non può crescere, non può offrire ai propri cittadini una miglior qualità della vita, non può essere attrattiva, e quindi noi crediamo che il rispetto delle regole sia essenziale, e per far questo abbiamo bisogno di un'amministrazione forte. Si va a votare a maggio, 25 e 26 maggio, se non dico date sbagliate. È un appuntamento anomalo, ma sarà così, quindi sarà una campagna elettorale breve e intensa. Noi crediamo fortemente in Stefano Permunian come una figura autorevole, capace di rappresentare in tutti i livelli istituzionali la nostra città e la nostra Portoviro. Perfetto, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, assessore regionale. Valeria Mantovan. Ciao, grazie.